Buonasera e ben ritrovati ai nostri telespettatori. Storie di famiglia oggi torna a scuola. Già in passato abbiamo ospitato studenti e famiglie del liceo Canova di Treviso. Torniamo a farlo grazie naturalmente alla collaborazione con questo istituto, con la dirigente scolastica, la professoressa Ventura, che ringraziamo, ma anche con l'aiuto di alcuni professori. Il tutto per parlare di due splendide esperienze che coinvolgono gli studenti ma anche le loro famiglie. Parleremo del viaggio scambio in Australia di una classe e il tutto reso possibile grazie all'Associazione Trevisani nel Mondo. Ma prima vogliamo parlarvi di come una giovane ragazza americana abbia lasciato la sua famiglia in Florida e si sia trasferita in Italia. Qui ha trovato un'altra famiglia, la famiglia di Matteo e Jacopo Gatto, che abbiamo con noi questa sera. Buonasera Matteo, buonasera Jacopo. Posso darvi del tu? Certo. Perfetto. Nessun problema. E questa giovane ragazza, questa giovane americana bellissima, è qua con noi stasera. Si chiama Jennifer Sirois. Buonasera. Buonasera. Anche a te Jennifer. Vicino a lei c'è quello che noi definiamo un po' l'angelo custode, almeno lo sarebbe per me, che di inglese ne capisco veramente poco. È la professoressa Manuela Romolo, che ci aiuterà nella traduzione e nel colloquio conoscitivo con la nostra Jennifer. Buonasera anche alla professoressa. Buonasera. E qui alla mia destra c'è la signora Donata Corso. La signora Donata è referente di questa associazione, di questa organizzazione, la WEP, che consente proprio a questi giovani ragazzi, ma soprattutto alle famiglie italiane che vogliono ospitare questi assistant teacher, si dice così, buona la pronuncia professoressa, per aiutare sì gli studenti a scuola a comprendere meglio la lingua e soprattutto la pronuncia, ma soprattutto per dare la possibilità alle famiglie che vogliono rendere l'inglese più partecipe nell'ambito familiare ai propri figli. E qui stasera ci sono Matteo e Jacopo che ci racconteranno proprio l'esperienza di ospitare in casa Jennifer, che è diventata un po' come una sorella. Partiamo da Matteo, è vero? Sì, è vero, è un'esperienza che per me è unica in tutto il suo genere. Ospitare una ragazza americana di questo continente raccontato da molte persone come un continente fantastico, un paese fantastico, e io ho l'occasione di avere una persona che ci vive in questo paese a casa mia, e è stata un'esperienza fantastica. Tu ci sei mai stato in America, in Florida in particolare? Non ci sono mai stato in Florida. Quindi adesso ti senti un po' più vicino? Mi sento molto vicino, sì. Jacopo? Io penso che portarsi un'americana in famiglia è come fare un piccolo viaggio in America, perché conosci e impari le tradizioni degli americani, mettere a confronto i due stati. E quindi non solamente una buona pronuncia per imparare bene l'American English, perché si dice così, ma anche per comprendere e apprezzare le abitudini e le tradizioni di quelle che sono le persone che vengono ospitate. Jennifer, adesso con l'aiuto della professoressa Romolo volevo chiederti come ti sei trovata, cioè all'inizio tu sei arrivata qua ancora a settembre, quindi un po' di mesi fa. Era la prima volta che venivi in Italia? Was it the first time you were in Italy? Yes, this is my first trip to Italy. So. Quindi mai studiato italiano? You have Never, no. Non ho mai studiato italiano. E dimmi un po', sai meglio tu l'italiano o Matteo e Jacopo l'inglese? Do you know Italian better than them? Better? No. Certamente no. No. È un'esperienza che tu hai fatto qui in Italia? È la prima volta o sei già andata anche in altre famiglie, in altri paesi dell'Europa? Is it your first experience here in Italy, or did you go to Europe? I visited France before, a few years ago. È stata in Francia 2 anni prima, 2 anni fa. But this is my first time here in Italy, so.
adesso prima volta in Italia. Jennifer quindi vive e condivide la giornata assieme a Matteo e a Jacopo a casa. Durante la mattina però va a scuola in particolar modo con Matteo che frequenta il secondo anno del liceo linguistico Canova. Non più come sorella, tra virgolette sorella acquisita, bensì come insegnante, vero Matteo? Sì, la mattina è un momento molto speciale, poiché sono stato abituato, come in questi ultimi anni, a svegliarmi molto tranquillamente e andare giù a fare colazione, e in questo momento, in questi ultimi mesi, mi trovo Jennifer, e non è uno scombussolamento dei miei programmi, ma una nuova esperienza, è stata una cosa molto interessante da vivere, semplicemente mangiare insieme a Jennifer. E sì, questo. È anche una brava cuoca, vedo che vedo che stava realizzando la pizza. Jacopo mi dice di sì. Sì. E poi ci ha anche promesso che una volta ci preparerà i pancake che noi siamo tanto curiosi di assaggiare, perché non sappiamo cosa sono i pancake, cioè in Italia non si usano fare. Immagino che Jennifer vi dia il buongiorno in inglese. Matteo, Jacopo, voi come rispondete? Noi rispondiamo delle volte in inglese e delle volte in italiano. No. Cerchiamo di fare del nostro meglio per imparare l'inglese, anche perché abbiamo un'opportunità che non possiamo perdere. E sì, questo. Voi avete condiviso tutta la vostra giornata, anche le vostre vacanze, le vostre gite, immagino, vero? Sì, abbiamo fatto un paio di gite e ne faremo ancora in queste ultime settimane, spero. E siamo andati a Cornuda a fare una piccola passeggiatina, a Cortina, bellissime montagne vicino alle Cinque Torri. Lei è stata molto interessata da questa visita e spero lo sarà anche nelle prossime. E tu gli parlavi quindi delle nostre bellezze architettoniche, delle nostre montagne, in inglese o in italiano? Allora, io cerco il più possibile in inglese, perché anche a scuola ci chiedono di parlare molto in inglese, di relazionare queste cose, quindi io cerco di fare il possibile. E dopo naturalmente quello che non riesco parlo in italiano, dopo mischio un po' le parole, faccio un po' di confusione, però alla fine ci intendiamo. È un bene quindi che Jennifer non sia proprio afferrata con l'italiano, quindi siete costretti a tradurre? È un bene sicuramente, perché magari dico una cosa sbagliata e posso subito correggermi senza che lei se ne accorga, ma è un bene anche per me per imparare anche meglio l'italiano, perché devo imparare anche a esprimermi meglio in italiano, e questo insomma. Signora Corso, lei è referente dell'organizzazione dell'associazione WEP. Questi ragazzi arrivano in Italia e oltre a condividere con le famiglie che li ospitano le loro giornate, i loro pomeriggi e anche i momenti di festa, al mattino, come abbiamo detto, frequentano le scuole e lo fanno da insegnanti. Che cosa fanno esattamente? Questo progetto nasce proprio da WEP come aiuto alle nostre scuole italiane, è un progetto di respiro internazionale e noi abbiamo voluto invitare questi giovani adulti del mondo, invitarli nelle nostre scuole italiane per fare un programma di dialogo, di conversazione con gli studenti delle nostre scuole. Pertanto Jennifer sta portando avanti all'interno dell'Istituto Canova un progetto molto articolato dove lei si rivolge ai ragazzi sempre in lingua inglese, è un progetto anche interdisciplinare, quindi va a coinvolgere più insegnanti, non solo di lingua inglese, e abbiamo pensato come organizzazione che sia davvero una possibilità di arricchimento sia sul piano della formazione linguistica ed in particolare però anche quella culturale come confronto con una cultura diversa dalla nostra. Come diceva poco fa Jacopo. Dicevano i ragazzi, giustamente. Poi Jennifer vive e ospite anche di una famiglia italiana, quindi completa questa sua esperienza e completa anche la nostra esperienza. Jennifer mette a disposizione 15-18 ore lezioni la settimana all'interno dell'Istituto Canova, c'è questo progetto, come vi dicevo, preparato appositamente per questa sua integrazione, ci sono delle classi che la ospitano, in particolar modo quelle del liceo classico,
Poi il weekend e tutto il suo tempo libero lo spende con la famiglia e per conoscere meglio la nostra cultura, l'Italia e gli italiani in particolare. Sono 12 settimane in totale, noi come organizzazione prevediamo 2 arrivi all'interno dell'anno scolastico, un arrivo a settembre come è arrivata Jennifer, facciamo anche una giornata di formazione, Jennifer ci lascerà adesso il 20 di dicembre e poi abbiamo un secondo arrivo a febbraio e ci lasceranno a fine aprile questi giovani teacher assistant che noi ospitiamo. Abbiamo circa un 30 teacher assistant per ogni sessione e questo è un progetto che è partito pilota 3 anni fa in Piemonte e per la prima volta ospitiamo una persona qui in Veneto e una in Friuli. Adesso sono un po' curiosa di sapere da Matteo, che è il più grande dei 2 fratelli Gatto e che frequenta appunto il liceo, com'è stata un po' la richiesta che tu hai fatto ai genitori di ospitare Jennifer in casa, cioè com'è andata quella volta, dimmi. Tutto è partito da un comunicato sul sito web del Canova, della scuola sì, dove diceva se c'erano delle famiglie che volevano ospitare questa teacher assistant dell'America e io mi sono subito incuriosito, ho stampato subito il comunicato, l'ho fatto vedere ai miei genitori e gli ho detto mamma, papà, subito, vi prego. Ma che cosa ti incuriosiva di più? Spiegami, Matteo. Mi incuriosiva molto conoscere le loro abitudini, è una cosa che ho sempre sognato. Ho avuto la fortuna anche di sperimentarlo in Francia quest'estate, ho fatto uno scambio con una ragazza e mi ha molto incuriosito. Quindi eri già partita, avevi già qualcosa? Sì, avevo già qualcosa. E i miei genitori poi sono molto aperti a queste cose, quindi vi salutiamo poi la mamma Katia e il papà Luca, sì, vero? Vi salutiamo. Ci staranno guardando. Sì. E siamo tutti molto contenti di questa esperienza, devo dire, sì. Ci ha aperto gli occhi. Jacopo, e tu? Io? Quando hai sentito Matteo che è venuto a casa con questa nuova idea, perché mi pare di capire che Matteo sia un ragazzo veramente esplosivo a livello di idee, o no? Sì, quando siamo tornati a casa Matteo era entusiasta di questa nuova idea e ogni giorno diceva dai facciamolo finché poi è andata così. Quindi avevate già la camera Sì. degli ospiti, Matteo, mi tocca chiedertela. Sì, c'è già la camera degli ospiti, altro che ho insistito molto su questa cosa e quindi sì, ce l'abbiamo. E il primo giorno che è arrivata? E il primo giorno è stata durante la notte, quindi abbiamo cenato insieme, quindi lei è andata subito a letto. Eri curioso di conoscerla, Ero cioè quando l'hai vista all'aeroporto? Curiosissimo, e questa è la cosa brutta perché l'abbiamo ricevuta di sera, dopo allenamento, quindi ero tutta la giornata che ero lì in trepidazione, oddio, com'è, chi è, quando arriva. Scommetto che ti dispiacerà quando Jennifer partirà molto, tra poco. Molto, mi sono molto affezionata, è come una mia sorella in questo momento. E bravo il nostro Matteo e il nostro Jacopo che ora salutiamo, come salutiamo anche Donata Corso dell'organizzazione Web. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, poi quando torneremo in studio cercheremo di capire quanto importante sia avere un assistant teacher in classe. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio, continuiamo a parlare delle lingue straniere e dello scambio in famiglia. Continua ad essere con noi la nostra Jennifer, questa bellissima ragazza che proviene dall'America, dalla Florida, pensate un po', ed è qua da settembre in una famiglia trevigiana. È uno scambio, un vero e proprio scambio, perché lei sta imparando bene l'italiano e Matteo e Jacopo, che abbiamo appena salutato, stanno imparando bene l'American English. Ho detto bene, una pronuncia buona, professoressa? Sì, certamente. E salutiamo, perché ci hanno raggiunti in studio, anche altri 2 docenti, sempre del liceo Canova, la professoressa Elisabetta Maioli, docente di inglese, collega della professoressa Romulo, e
il professor Pierpaolo Traversali, docente di Scienze Motorie del Liceo Canova. Buonasera. Viene spontaneo, buonasera professore, dire ma che ci fa un professore di Scienze Motorie all'interno di un progetto di lingue? Glielo chiedo perché i nostri telespettatori se lo staranno chiedendo da casa. Certamente, è una situazione un po' strana, però particolare, però al contempo innovativa. Nel senso che stiamo sperimentando all'interno del liceo un percorso in lingua anche per scienze motorie. Quindi con l'aiuto di Jennifer, che ha delle competenze in campo motorio, stiamo mettendo diciamo, a fuoco alcuni percorsi didattici e formativi proprio in lingua. Piccoli passi per vedere un domani una nuova diciamo, opportunità che arricchisce lo stesso liceo linguistico di cui Jennifer in questo momento collabora e diciamo, alacremente durante le ore con la classe quarta A linguistico e quinta A linguistico. Immagino che lei sia anche abile nell'inglese e la nostra Jennifer allo stesso tempo sia abile nelle attività fisiche. Non è l'abilità dell'insegnante che è un facilitatore dell'apprendimento, sono i ragazzi stessi che utilizzano questa diciamo, nuova modalità di apprendimento per parlare a Jennifer in inglese, per essere ascoltati da Jennifer in inglese in modo tale da e anche verificati su quanto scrivono sulla history dei vari sport che facciamo, per capire dove sono le lacune o e quindi dove possono migliorare. Allora una domanda per Jennifer è di rito. I nostri ragazzi del liceo Canova sono più bravi nella lingua inglese o nelle scienze motorie? Professoressa Romo, lo chiedo aiuto. Are our students clever 50-50. in sports or in English? Both. They're very good. They speak English very well. Parlano inglese molto bene e se la cavano anche nello sport. Quindi abbiamo salvato sia la professoressa Maioli che la professoressa Romolo per l'inglese e il professor Traversali per quanto riguarda le scienze motorie. Thank you. Professoressa Maioli, sì. Sappiamo che appunto la nostra Jennifer fa da assistant teacher all'interno del liceo Canova. Classico. Esatto. Come viene utilizzata l'esperienza e la figura di Jennifer all'interno delle classi? Allora, noi abbiamo inizialmente, prima di inserirla nelle classi, rispettive classi del classico appunto, diciamo collaborato, abbiamo messo a punto un mini programma proprio delle linee guida per appunto usufruire di questo prezioso contributo di Jennifer. Abbiamo individuato dei percorsi comuni ovviamente per classi parallele, quindi quinte ginnasio fino all'ultimo anno, e su quello abbiamo lavorato poi in classe, quindi scegliendo proprio anche dei topics, degli argomenti in comune, in modo Ma qual che è il valore aggiunto che dà il valore in più aggiunto? una Allora io ragazza come posso dire Jennifer? che proprio stamattina ho concluso, è stata l'ultima lezione in 2 classi mie con lei, e nello scambio diciamo dei saluti e quindi dei ringraziamenti alcuni ragazzi addirittura hanno detto che le ore trascorse in compresenza con lei passavano più velocemente rispetto alle ore solo con me. Ho detto vi ringrazio anche tanto di questa bellissima per dire appunto che la ricaduta è stata molto positiva, l'entusiasmo altrettanto, coinvolgimento molto attivo perché lei ha proposto, appunto proponeva questi topics, però poi i ragazzi hanno dovuto anche preparare dei loro lavori che hanno presentato in varie forme, ovviamente soprattutto in forma orale o attraverso PowerPoint, quindi insomma c'è stato un lavoro a 360 gradi che ha coinvolto proprio tutti, me, lei e tutti i ragazzi.
Professoressa Romolo, lei assieme appunto alla professoressa Maioli state portando avanti questo progetto che, lo ricordiamo, è un progetto assolutamente gratuito per le famiglie, quindi gli studenti del liceo classico, non linguistico appunto, hanno questa opportunità. Prima abbiamo sentito, era anche lei qui con noi in studio, che sia Jacopo che Matteo hanno apprezzato molto la possibilità di scambio delle culture al di là della lingua. Quanto questo è stato apprezzato invece dagli studenti in classe? Beh, molto, perché comunque la cultura, anche le tradizioni di un popolo che comunque viene sempre visto solo in TV attraverso i film, e quindi sembra un mondo molto lontano, molto diverso. Quindi avere Jennifer con noi, che si è presentata appunto come una di loro, ha fatto sì che i ragazzi si entusiasmassero ancora di più. Mi ricordo le prime volte, il primo giorno che entrate in classe, dopo il timore iniziale, no, a far domande, quindi sono partiti con le classiche domande: chi sei, da dove vieni, quanti anni hai. Dopo non la finivano più di far domande, perché erano proprio affascinati, e poi perché hanno sempre visto sin da subito Jennifer non come proprio una teacher, ecco, ma proprio come più vicina alla loro età, più vicina alla loro età, certo, e quindi sì. Per cui anche i temi che noi abbiamo pensato e che abbiamo cercato di sviluppare con lei e in maniera graduale in tutte le classi, dal primo all'ultimo anno, erano temi che in qualche modo potessero avere un confronto tra cultura italiana e cultura americana. Quindi anche i ragazzi, nel momento in cui hanno, con il loro contributo e quindi con le loro esposizioni, con i loro materiali, adesso stanno appunto producendo e hanno preparato anche dei lavori molto validi, splendidi veramente. Da insegnanti siete riusciti a far affascinare chi magari era un po' più restio verso la lingua inglese? Sicuramente sì. Molti, io direi quasi, per quanto riguarda le mie classi, tutti, posso dire, ognuno ovviamente con le proprie abilità, le proprie capacità, il proprio livello di preparazione, ma tutti si sono impegnati in quello che era da fare appunto nelle lezioni in compresenza. Quindi un'esperienza da ripetere, mi pare che sì, nonostante la nostra Jennifer ritorni, beata lei, in Florida, quindi non ci saranno più le nebbie che ci sono qua. Jennifer, no smog. No. Quindi un'esperienza da ripetere, come stavamo dicendo, ma anche un'opportunità per i nostri giovani trevigiani in questo caso, ma ci si augura anche che questo tipo di iniziative possano essere portate anche in altre scuole, vero professoressa Romolo? Certo, certo, e comunque c'è tutto un lavoro di squadra alle spalle, perché Jennifer è arrivata a settembre, fine settembre, ma il lavoro di squadra nostro è partito già da agosto, perché comunque Jennifer ha lavorato su 3 sezioni. Quindi voi siete andati avanti anche nel periodo che dovrebbe essere il periodo di vacanza scolastica. Sì. E questo l'avete fatto in maniera del tutto gratuita, volontaria come docente? Sempre, sì, ma comunque il nostro, io dico sempre, il nostro non è un mestiere, è una professione, no? Quindi ti deve prima di tutto piacere, e poi nel momento in cui vedi la presenza di una persona, non è un'estranea, ma è semplicemente un arricchimento, quindi anche se perché viene fatta durante le proprie ore, no? Le nostre ore, non è una perdita di tempo, non è un rallentare il programma, ma è un arricchimento del programma. Quindi in quest'ottica è ovvio che lo fai perché hai delle soddisfazioni, ricevi delle soddisfazioni, ed è la cosa più bella. Ed è senza ombra di dubbio un modo anche per aiutare i nostri ragazzi, che ormai in un mondo globalizzato come il nostro sono sempre più destinati a lasciare il nostro paese e ad andare
in questo caso in America e comunque in altri luoghi diversi dal proprio paese d'origine. Noi vi ringraziamo, ringrazio la professoressa Maioli, la professoressa Romolo, la nostra Jennifer, buon viaggio, buon rientro a casa. Che cosa porterai come ricordo nel cuore dall'Italia, Jennifer? Un'ultimissima domanda con l'aiuto della professoressa Romolo. What will you bring with you to America from Italy? Most importantly, a recipe for tiramisu, I think. A recipe? For tiramisu. Ah? Yes. Prima di tutto la ricetta del tiramisù. A quest'ora ci viene un po' di fame, ok? Volentieri, bravo, complimenti. But I've had a very good experience here, and it's been fascinating to learn a culture that's completely different from my own. So. È stato molto affascinante apprendere e imparare una cultura che è molto diversa dalla nostra e quindi senza dubbio sarà una meravigliosa esperienza che mi porterò dietro. Grazie alla nostra Jennifer, salutiamo la professoressa Romolo, la professoressa Maioli, il professor Traversari invece rimane qua con noi perché ci racconterà un'altra bellissima storia, quella legata a una classe del liceo linguistico, sempre del Canova, facciamo una trasmissione top Canova stasera, che è andata in Australia, quindi mentre la nostra Jennifer è venuta in Italia, i nostri italiani sono andati dall'altra parte del mondo. A tra poco con Storie di Famiglia. Ecco, quelli che abbiamo visto nella copertina iniziale sono gli studenti della quarta A del liceo linguistico di Treviso. Li avete visti alla fine? Erano belli sporchi, dopo ci diranno che cosa stavano facendo. Adesso una parte di questi studenti ripuliti però li abbiamo in studio. Buonasera a voi ragazzi. Buonasera. Buonasera a tutti voi, naturalmente con loro ci sono
gli insegnanti che si sono fatti coraggio e li hanno portati dall'altra parte del mondo, perché li hanno portati a settembre di quest'anno in Australia. C'erano con loro il professor Traversari, che abbiamo conosciuto poco fa assieme a Jennifer, c'era con la quarta anche la professoressa Lucia Saccon, docente di inglese sempre al Canova, e con noi questa sera, perché non so se avete visto nelle immagini iniziali, a un certo punto, oltre alle bellissime immagini dell'Australia, si è visto un incontro un po' particolare. Bene, quelli erano i nostri trevigiani che tanti anni fa hanno lasciato la loro tanto amata terra e sono andati in Australia, sono i trevisani nel mondo. E in rappresentanza di questa associazione che conta migliaia di iscritti appunto in tutto il mondo c'è con noi Marco Chiarelli. Buonasera. Che è un gradito ritorno, sei ritornato nuovamente nei nostri studi, perché noi continuiamo sempre a parlare di quelli che sono stati i nostri zii, i nostri nonni che hanno lasciato la propria terra e che però non hanno lasciato il cuore, perché il cuore continua a rimanere. E abbiamo questi ragazzi, li salutiamo ad uno, partiamo dalla nostra Sara, diamo il microfono così un po', vi passate il microfono e dite a tutti il vostro nome, quindi Sara. Io sono Sara. Io sono Enrico. Tommaso. Il nostro operatore di ripresa. Andrea. Irene. Io invece sono Chiara. Martina. Arianna. Alessandra. Ecco, questi sono solamente una piccola parte della classe che è partita a settembre ed è andata in Australia. Professoressa Saccon, non è la prima volta che il liceo fa questi scambi, non sono andati in villeggiatura, anche se poteva sembrare dalle immagini che ha realizzato il nostro Tommaso. Sì. C'è stato un vero e proprio scambio con questo college di Adelaide. Che cosa è stato fatto? Praticamente 2 anni fa, prima di Natale, un mio ex allievo, Alvise Denardi, mi ha contattato chiedendo se fossimo interessati ad avere uno scambio vero e proprio con un'intera classe, con la scuola, il Loreto College, nella quale faceva un periodo di lettorato come madrelinguista di italiano. Ovviamente ho risposto di sì, subito, e quindi c'è stato un primo contatto con le colleghe che lì insegnano italiano, peraltro moltissime di origine veneta e italiana. La cosa è andata avanti per un certo periodo di tempo per organizzare tutto per bene. Ho coinvolto immediatamente le istituzioni, quindi la parte scolastica, ma soprattutto le famiglie, perché questo doveva essere, nel nostro intendimento, un progetto educativo, formativo, di crescita. E le famiglie come hanno risposto? In maniera assolutamente entusiasta. Io le ringrazio tutti perché veramente abbiamo condiviso e abbiamo costruito insieme questo progetto che nell'arco di 2 anni è stato portato a compimento. Infatti le nostre famiglie italiane hanno ospitato un gruppo di ragazze, perché questo è un college femminile cattolico privato. Le ragazze sono venute qui con le loro insegnanti prima di Natale lo scorso anno e sono rimaste ospiti anche nella nostra scuola, hanno seguito le lezioni, tutta una serie poi di visite culturali. Abbiamo organizzato quindi un intensissimo programma. A settembre siamo andati noi e ci siamo fermati prima a Sydney, siamo stati ospiti dell'Associazione Trevisani nel Mondo ed è stata un'esperienza splendida, e poi avanti ancora verso Adelaide. Lì siamo stati ospitati dai docenti e dalle famiglie, perché noi eravamo un gruppone, tutta la classe. Le ragazze che sono venute qua erano solo 16, perché insegnano francese, cinese, italiano, e queste ragazze studiano l'italiano al Loreto College. Perciò i nostri ragazzi sono andati lì e hanno avuto la possibilità di vivere in famiglia e di frequentare la scuola normalmente insieme con le loro sorelle australiane. Quindi ogni ragazzo era in una famiglia diversa? Certo. Ogni famiglia ha ospitato un ragazzo, poi siccome noi eravamo appunto parecchi, anche vari insegnanti della scuola hanno ospitato, e sono state delle bellissime esperienze, e si sono fatti 2 settimane di full immersion a scuola, e quindi hanno potuto anche sperimentare la diversità di curricula, di approccio, di vita, proprio anche di tempistiche. Irene, si parlava più italiano o si parlava inglese in Australia?
Beh, ovviamente inglese, anche se comunque ogni tanto, dato che le famiglie parlavano italiano, comunque anche noi sì, parlavamo italiano con loro ovviamente, però la maggior parte inglese, almeno per quanto mi riguarda. Per loro è stato un po' come riassaporare la dolcezza della nostra terra nuovamente? Sì, 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 sì. Quindi vi hanno un po' considerato come dei nipoti, immagino? Sì, per quanto mi riguarda, la mia famiglia mi ha trattato come se fossi sua figlia. Quindi... Adesso sarei curiosa di sapere dal nostro Andrea, che abbiamo visto poi nelle immagini iniziali, e non c'è niente da fare, professoressa, ci si è anche divertiti in Australia, non si è solo studiato, diciamo. Che cosa ti è rimasto impresso dell'Oceania, di questa Australia? E non dirmi canguri. No. Diciamo che ci sono due aspetti: l'aspetto formativo, in cui siamo stati costretti a studiare e a frequentare il college, e l'altro aspetto che riguarda i paesaggi, che siamo stati colpiti da queste metropoli grandissime in cui non siamo abituati in Italia da noi, e soprattutto Sydney, con la Sydney Opera House, che è un edificio, un monumento che avevamo solo potuto vedere in cartoline o in filmati. È stata una grande emozione poterla vedere dal vivo e farci foto tutti insieme là davanti. Tommaso, tu sei il nostro operatore, noi ti abbiamo mandato in Australia. No, devo farti i complimenti, sei stato bravissimo, anche perché quel video, magari forse i nostri telespettatori non lo sanno, ma quel video lì lo ha montato proprio Tommaso, vero? Sì. Quindi riprese e video, hai un futuro, se gli va male come docente di inglese, professoressa Saccon. Sì. Tommaso, e tu dell'Australia? Allora, una delle esperienze che mi ha colpito di più è stata la Color Run, che è l'ultimo filmato che si vede, e sì, è stato incredibile perché c'era un sacco di gente e è stata un'esperienza unica, non l'avevo mai fatta prima, anche se so che anche Che cos'è questo Color Run? Diciamolo ai nostri telespettatori perché non tutti lo sanno. Allora, si tratta di una corsa di 5 km in cui ci sono dei passaggi in cui dei ragazzi spruzzano i colori, e alla fine della corsa ci si ritrova tutti sotto un palco in cui c'è una grande festa e si balla con gli amici. L'ho detto, professoressa, che si sono anche tanto divertiti. Abbiamo conosciuto parte di questa classe che è andata, come abbiamo detto all'inizio, in Australia, grazie anche a questa collaborazione con l'Associazione Trevisani nel Mondo. Marco, non è la prima volta che voi fate questi scambi con le scuole. È importante, secondo te, più per i nostri ragazzi che vanno all'estero o più per i nostri trevigiani che vivono ormai da tanti anni all'estero, riassaporare? Per noi è un piacere, insomma, collaborare con le scuole del territorio, anche perché ci permette di farci conoscere e far conoscere tutti gli italiani che sono in giro per il mondo. E originale è stata l'inizio di questo scambio, perché è nato tra l'altro da un mio ex compagno di classe, che anche lui aveva tentato l'avventura in Australia e poi per varie vicissitudini è tornato in Italia e adesso è in giro per l'Europa. Quindi sono nuove generazioni che emigrano e su questo si basa l'attività della Trevisani nel mondo nei prossimi anni. Quindi tentare di seguire è una sfida molto, molto grossa, di seguire questi giovani che vanno all'estero e dare anche un aiuto materiale. L'aiuto materiale è aperto ed è possibile tramite tutti i nostri presidenti e anche componenti delle sezioni che sono in giro per il mondo. Esemplare è stato quello della segretaria della sezione di Sydney, Eileen Santolin, che è scozzese, non è diciamo trevisana ad hoc al 100%. Però un marito trevigiano, e diffonde la trevigianità meglio di chiunque altro, e potranno confermarlo anche, insomma, gli stessi ragazzi. Quindi per noi è, insomma, importantissimo seguire e dare queste possibilità alle scuole, anche perché è importante fare queste esperienze di conoscenza anche linguistica e di scambio culturale
praticamente attraverso i giovani, ma anche attraverso proprio sul posto, quindi andando a visitare questi bellissimi luoghi che sono lontani da noi. E Ellen Santolina andremo a conoscerla subito dopo, perché ci hanno inviato proprio dall'Australia, da Adelaide, da Sydney, dei video. La qualità, lo diciamo subito ai nostri telespettatori, non è buonissima, però c'è qualcosa di più che va rispetto alla qualità del video, che è proprio queste sensazioni di ringraziamento nei confronti di questa classe che è andata in Australia a trovare e a riportare la trevigianità, ed è un qualcosa che viene dal cuore, ma lo vedremo subito dopo una breve pausa di pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in studio con la quarta A del liceo linguistico Canova di Treviso, questa classe che a settembre ha trascorso 2 settimane in Australia, è andata a trovare i nostri nonni, i nostri zii, quelli che tanti anni fa sono partiti da Treviso e sono andati a far fortuna, a cercare un po' di fortuna in Australia. Questi ragazzi sono stati ospitati proprio a casa di queste famiglie. Allora mi piace sentire come hanno vissuto e soprattutto che tipo di esperienza si sono portati a casa. Mi piacerebbe sentirlo da Chiara. Chiara, ciao. Ciao, questa esperienza è stata davvero unica per me, perché sin da bambina, avendo parenti in Australia, ho sempre desiderato visitare questo paese e il liceo Canova mi ha dato questa opportunità davvero fantastica, che davvero è stato come un regalo, sì, davvero speciale per me, quindi sono davvero contenta di aver fatto questa esperienza. Quindi appena la professoressa Saccona vi ha parlato di questo progetto, immagino che sia stato ben accolto. Così è stato anche per Martina? Sì, all'inizio ero un po' titubante perché sembrava quasi un sogno impossibile e irrealizzabile, però poi una volta... Ma per quale motivo? Le paure di fare un viaggio così lungo? Perché comunque erano 3 settimane lontani da casa, dall'altra parte del mondo, e quindi un po' spaventava. Però una volta atterrati nel suolo australiano, la prima cosa che ho pensato è stata: ce l'ho fatta, cioè ce l'abbiamo fatta, dopo 1 anno e mezzo di programmazione l'abbiamo portato a termine, un sogno è diventato realtà. Lì che cosa avete fatto? Beh, allora la mattina andavamo a scuola con le nostre host sister e frequentavamo le loro lezioni, mentre al pomeriggio stavamo con la famiglia. Ad esempio la mia famiglia mi ha portato in diversi parchi naturalistici, ho visitato la fabbrica del cioccolato, del formaggio, comunque ho visto la città, la spiaggia, si sono sempre resi disponibili nei miei confronti. Ti hanno fatto sentire, cioè, diciamo che ti hanno aiutata a essere un po' meno triste per la mancanza della famiglia, ti hanno fatto sentire proprio come una figlia a tuo agio. Ecco, questi ragazzi sono andati all'interno di queste famiglie, ma questi studenti invece di Adelaide, di Sydney, che hanno avuto l'opportunità di accogliere i nostri ragazzi trevigiani, che cosa pensano di iniziative di questo genere? Ebbene, noi abbiamo raccolto e ce l'ha mandata direttamente dall'Australia una giovane ragazza, una studentessa australiana, si tratta di Stephanie Rossetto. Sentiamola. Dunque, questa esperienza è stata meravigliosa dal punto personale e anche accademico. Secondo me ho fatto un'amicizia vera e propria con la mia sorella italiana. Ci teniamo in contatto spesso e la considero parte della nostra famiglia. Durante lo scambio ho imparato molto di più della mia cultura italiana. Sono molto orgogliosa di essere trevisana. Avendo ospitato la mia sorella italiana ho migliorato il mio italiano. Infatti mi sono sentita meglio preparata per gli esami di italiano. Senza dubbio le studentesse di Loreto hanno apprezzato l'opportunità di conoscere e scambiarsi le idee con gli studenti italiani. Nel futuro vorrei ritornare in Italia e non vedo l'ora di visitare Treviso di nuovo. E la sorella italiana di Stephanie, sorella acquisita possiamo dirlo, è la nostra Alessandra, che è qua con noi.
Alessandra, sempre il microfono vicino alla bocca, così i nostri registi Italo Morao e Andrea Basso, che sono in regia e li ringraziamo anche, non si arrabbiano. Allora, ti sono venute le lacrime? Sì. È stato bello sentire Stefanie, ti manca? Sì, tanto. È nata una bella amicizia, quindi. Sì, davvero. Siamo proprio uguali. Io mi sono trovata benissimo con lei, con la sua famiglia, e è stata davvero una ragazza molto gentile e mi ha trattato proprio come una sorella. E fin dal primo giorno ci siamo trovate sempre bene assieme e abbiamo proprio creato un'amicizia forte, un legame forte. Infatti, come ha detto lei, ci sentiamo molto spesso e abbiamo gli stessi interessi e ci piace molto parlare assieme. Prima di arrivare in Australia l'avevi conosciuta telefonicamente, via email? Sì, allora, prima di arrivare in Australia, come ha detto la professoressa Saccon, le ragazze australiane sono venute qui in Italia a dicembre e quindi lei è stata una settimana a casa mia e ci siamo conosciute lì. Ovviamente prima le ho inviato un'email quando ho saputo che sarebbe stata la mia, diciamo, sorella acquisita, però sì, subito ci siamo trovate bene. È una ragazza La tua davvero... emozione lo dimostra, sì, senza ombra di dubbio. E con te, vicino a te, c'è Arianna. Arianna, tu invece sei andata in una famiglia trevigiana anche questa? No, la mia famiglia non aveva origini italiane, però comunque erano molte le famiglie che avevano delle origini di qua, diciamo. E con la mia famiglia sì, anch'io mi sono trovata subito bene, anche perché mi ha portato in giro a visitare la città e a fare diverse esperienze che qui non avrei potuto fare, e comunque visitare nuovi luoghi, provare anche nuove cose, quindi è stata davvero un'esperienza indimenticabile. Esperienze indimenticabili, sono state così anche per lei, professor Traversari? Anche perché è un bel impegno portare in giro i ragazzi, li abbiamo visti, sono tutti bravissimi ragazzi però. Certamente. Non può dire di no perché... Abbiamo portato, no, è stato, come si diceva poc'anzi, un progetto che è nato da lontano, quindi i ragazzi si sono impegnati affinché questo progetto arrivasse, come diceva Martina, a una conclusione. Siamo arrivati in Australia e da lì si sono aperti, diciamo, tutti i giochi, ovvero tutte le nuove situazioni di scoperta di un ambiente completamente nuovo, affascinante e coinvolgente per chi poteva entrare nell'ottica di un viaggio, un viaggiatore che con la sua curiosità vuole scoprire un mondo nuovo, come di fatto lo è l'Australia. È un continente nuovo e che ti affascina per gli spazi che sono in contrapposizione ai nostri piccoli spazi di città, di luoghi, sia di boschi o per esempio dei parchi che sono stati citati anche prima, parchi sia cittadini che parchi anche naturali, che non hanno niente a che fare con i nostri parchi. In un'altra logica, forse quella tipica anglosassone, dove l'ambiente viene posto al centro del rapporto uomo-ambiente rispetto a noi che invece ci dimentichiamo che dobbiamo rispettare l'ambiente. Abbiamo visto Alessandra che si è emozionata, immagino che la stessa emozione l'abbiate provata e sicuramente l'hanno provata anche loro i rappresentanti dell'Associazione Trevisani nel Mondo quando siete arrivati ad Adelaide e a Sydney. Ci sono stati momenti di scambio di doni, ma anche momenti conviviali, di festa, che sono stati immortalati dalla telecamera del nostro Tommaso, vero professoressa? Sì, infatti sono stati due momenti specificatamente a Sydney e poi anche ad Adelaide, durante i quali abbiamo direttamente conosciuto queste persone splendide veramente sotto tutti i punti di vista, ci hanno accolto in una maniera assolutamente calorosa e abbiamo però anche noi imparato a conoscere loro Down Under, cosa hanno costruito e cosa ritengono ancora della loro trevigianità e quanto ci tengano a restare in contatto e soprattutto la cosa che tutti quanti venivano a dire a me e al professor Traversari, grazie per averci portato i ragazzi giovani qui, i nostri ragazzi, i ragazzi della nostra terra. Manca proprio l'elemento del conterraneo giovane, vedere come sono i giovani
di Treviso. Quindi avete portato la nostra trevigianità, l'avete riportata in terra australiana e naturalmente queste persone ve ne sono grate e lo sono, tant'è vero che da Sydney ci hanno inviato un video, rispettivamente il presidente con la segretaria dell'Associazione Trevisani nel Mondo, un video diciamo molto caruccio, ecco, ve lo trasmettiamo, lo mandiamo in onda, ricordiamo che la qualità non è eccelsa, però ha un valore molto più importante rispetto a quello che noi vedremo, che è il valore che appunto viene proprio dalle parole. Allora prego i nostri registi se riescono a mandarlo in onda, è un messaggio proprio, un ringraziamento, un saluto che il presidente dell'ATM di Sydney e la segretaria fa alla scuola e a questa classe particolare. Vediamolo insieme. Io sono Luigi Volpato, presidente dei Trevigiani di Sydney. Voglio ringraziare gli studenti che sono stati qui al nostro club. Voglio ringraziare i professori Lucia e Pierpaolo. Speriamo di vederci presto, forse qui o in Italia. Grazie per la vostra presenza. Vi passo la signora Alain Santolì, la nostra segretaria. Ciao. Un saluto anche da parte mia e grazie a tutti. Siamo molto felici di aver avuti con noi e non dimenticare il libro di Trevisani nel mondo e essere orgogliosi della nostra terra veneta. Porta sempre in fondo al cuore. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Baci e abbracci a tutti. Grazie. Cari, stavano dicendo i nostri ragazzi, vero? Hanno fatto un po' di tenerezza, non è vero? Secondo te, il microfono riusciamo a passarlo, secondo te il fatto di avervi avuto che cosa ha comportato loro? Sicuramente gli hanno fatto piacere comunque avere ragazzi italiani nella loro terra e sono stati sempre molto felici di accoglierci. Anche la signora Eileen ci ha sempre portato in giro volentieri, ci ha fatto sempre vedere Deve essere stata una persona simpaticissima, che lo Sì, ricordiamo, sì. non è originaria lei dell'Italia, lei è scozzese, però ha sposato un italiano e si sente molto più italiana, mi dicevi, vero Marco? Di quanto magari si senta il proprio marito. E oltre che simpatica è sempre molto disponibile comunque. Chissà, magari ci vede proprio dall'Australia perché Antenna 3 in streaming può arrivare anche oltre gli oceani, quindi salutiamo sia il presidente che la segretaria dell'ATM di Sydney. Noi ora ci fermiamo per un'altra brevissima pausa di pubblicità e poi sentiremo che cosa ne pensano di questi scambi tra famiglie, le famiglie, i genitori di questi ragazzi. A tra poco. E continuiamo a raccogliere le esperienze, le emozioni di questi ragazzi che hanno trascorso 3 settimane in Australia. Lo hanno fatto assieme ai propri amici, ai propri compagni, i compagni della quarta A del liceo classico Canova. Abbiamo visto poco fa l'emozione di Alessandra che si è emozionata dopo aver sentito la sua sorella acquisita in Australia che le ha mandato un messaggio. Mi piace e voglio continuare a sentire le emozioni dei ragazzi tornando da Sara. Sara, che cosa hai portato dall'Australia qui a Treviso? Beh, appena sono tornata a casa non vedevo l'ora di riabbracciare la mia famiglia, ma allo stesso tempo ero molto dispiaciuta perché in fondo non volevo tornare e lasciare la famiglia, gli amici che ho conosciuto. Penso che sia stata un'esperienza indimenticabile, molto significativa. Ho costruito un rapporto fantastico con la famiglia che mi ha accolta a braccia aperte come se fossi una loro figlia e li porterò sempre nel mio cuore.
Enrico, secondo te alcuni dei genitori che noi abbiamo sentito e che adesso manderemo in onda hanno detto è un'esperienza importante, sicuramente utile anche per il futuro lavorativo dei nostri figli. Tu ne sei convinto? Assolutamente, secondo me è stata un'esperienza più unica che rara, di cui noi siamo stati partecipi. Credo che anche i nostri genitori siano stati felici e contenti di questa nostra avventura, e che sicuramente ci aiuterà anche nel nostro futuro lavorativo, e anche come nostra esperienza ci resterà sempre nel nostro cuore. Professoressa Saccon, c'è stata qualche titubanza da parte dei genitori, qualche paura più che altro, magari un posto così distante dall'Italia, c'è stato qualcuno che ha espresso... Devo dire che sono stati bravissimi in quanto adulti, quindi se avevano problemi, paure, titubanze, non hanno fatto in modo che ricadessero sui ragazzi. Certo, noi adulti, docenti e i genitori abbiamo parlato a lungo prima, abbiamo chiarito quali erano i termini del progetto, e quindi questo è essenziale, e soprattutto ricordiamoci che questo è un progetto che ha avuto 2 anni di sviluppo per concretizzarsi ed essere portato a termine, e tutte le componenti sono state fin dall'inizio compartecipi subito. Abbiamo parlato di genitori e allora adesso vi proponiamo proprio le sensazioni e gli stati d'animo dei genitori una volta tornati a casa i loro ragazzi. Sentiamoli. Abbiamo ospitato lo scorso dicembre, nel 2014, una ragazza australiana e a settembre Arianna è stata ospite presso la stessa ragazza. È partita per questa esperienza in Australia molto contenta ed è tornata felice e entusiasta. Direi che è stata un'esperienza molto positiva, di arricchimento e di accrescimento personale e anche culturale. È stata bellissima, soltanto riscontri positivi. È stato uno scambio di informazioni continuo, al di là della lingua, che sicuramente è stato l'aspetto predominante. Però ci siamo incontrati quando le ragazze australiane sono venute qui, le nostre sono andate in Australia, soltanto note positive. Hanno avuto modo di confrontarsi con giovani e con famiglie, la maggior parte di origine italiana, ma che vivono una realtà nel loro quotidiano diversa dalla nostra, e speriamo che questo possa essere per loro una finestra aperta al mondo, che possa essere un'opportunità sia personale ma anche lavorativa. Buongiorno, sono la mamma di Chiara. Penso che un viaggio sia un'esperienza che arricchisce sempre una persona, ma in particolar modo dei ragazzi di questa età. Un'esperienza che non soltanto permette loro di migliorare la conoscenza della lingua inglese, ma permette di confrontarsi con una nuova cultura, un nuovo ambiente, un altro stile di vita. Affrontano un modo diverso di studiare, ma anche un modo diverso di vivere, di divertirsi. È un'esperienza altamente formativa a livello didattico e personale, che aiuta a crescere, a diventare più autonomi, più responsabili e avere maggiore fiducia in se stessi. Certo, per un genitore c'è un po' di preoccupazione, ma sicuramente è stata un'esperienza utile e irripetibile. Per questo devo ringraziare anche la splendida famiglia australiana che ha ospitato Chiara e l'ha accolta molto amorevolmente. Quando è ritornata ho visto un altro stimolo nello studio, perché vivendo un pochino in quel paese, usi e costumi lì danno stimolo ai nostri ragazzi di imparare la lingua e di potersi tornare da soli. Questo l'avevo notato ancora anche 2 anni fa, quando è andata in Spagna. Al rientro dalla Spagna avevo preso un amore per la lingua che prima non aveva, perché sicuramente ne faranno un bagaglio utile nel futuro della loro vita. Questo io volevo dire. E voglio dire un grazie a tutti quei professori che si sono interessati a far sì che questa esperienza sia andata a buon fine.
Il grazie naturalmente viene dai genitori, ma immagino che professoressa Saccon, professor Traversari, sia arrivato anche dai ragazzi quando siete atterrati in Italia, no? Beh, certamente, un grazie caloroso, anche perché l'esperienza è stata portata a termine benissimo e quindi la partecipazione dei genitori la sentivamo sia prima, ma durante, ma anche dopo, perché c'è stato uno scambio su quella che è stata la parte formativa dei ragazzi, quindi un colloquio con i genitori per capire come i loro ragazzi hanno vissuto al di là del rapporto diretto con le famiglie e questo nuovo scambio di fatto. Una bella iniziativa che diventata così efficace per i nostri ragazzi grazie all'Associazione Trevisani nel Mondo. Ne avete altre in programma con altre scuole prossimamente? Proprio grazie a questa fortunata esperienza c'è in corso adesso uno scambio con sempre un istituto superiore di Treviso, l'Alberini, che volerà l'anno prossimo in Australia, quindi un po' la meta preferita delle scuole, e seguirà quello che è il messaggio che il nostro fondatore, Don Canuto Toso, da 42 anni ci comunica, quindi far conoscere ai giovani il mondo e lasciare le porte aperte di tutte le nostre 160 sezioni che abbiamo nel mondo e soprattutto attraverso le esperienze di vita dei nostri migranti che poi dopo hanno dei riscontri positivi in questi giovani che scoprono loro stessi il mondo. Bene, noi siamo a conclusione, ringrazio quindi Marco Chiarelli dell'Associazione Trevisani nel Mondo, il professor Pierpaolo Traversari del Liceo Canova, la professoressa Lucia Saccon, una cara amica tra le altre cose, e tutti i ragazzi, questa delegazione della quarta A del Liceo Linguistico Canova di Treviso. Storia di famiglia si conclude qui, grazie per essere stati con noi ci vediamo la prossima settimana.